In questo pomeriggio ricco di allegria mi trovo al Palù, località di Conselve, presso Anfas e Allambico, ma non sono sola. Abbiamo un gruppo di amici che amano questi ragazzi, giovani e meno giovani, proprio qui ad Anfas. E questo pomeriggio l'abbiamo voluto dedicare a loro, soprattutto per portare il carnevale quando loro stessi non riescono ad andare in piazza, magari il 31 marzo a Conselve, e quindi godere di questo momento brioso e festoso. L'abbiamo portato qui oggi, io sono onorata di far parte insieme a loro, l'idea è nata insieme a questi meravigliosi pagliacci. Ci chiamiamo Pagliacciamo, ma è un nome nato così per scherzo e da uno scherzo abbiamo creato una magia. Io faccio io stessa un applauso ai nostri bellissimi, meravigliosi amici. Ci dedichiamo un applauso, ragazzi. Sono emozionatissima perché credo che queste cose e il tempo speso veramente a realizzare qualche ora per, non diciamo i meno fortunati, ma possiamo sicuramente dire a delle realtà alternative diverse da casa nostra. Io ringrazio te Simone, ringrazio anche Luigino e ringrazio uno ad uno tutti i ragazzi proprio tra di noi. Luca, come hai assistito ma soprattutto animato, perché tu sei stato uno dei fautori anche di questa meravigliosa idea. Guarda, per me oggi vedere questi ragazzi, queste persone che avevano gli occhi veramente luccicanti è stata una cosa che me la porterò a letto tutte le sere, tutte le notti, è una cosa veramente stupenda e sono veramente contento di aver fatto parte oggi di questo gruppo che ha portato allegria in questo posto comunque meraviglioso. Grazie anche a te, grazie veramente. Benissimo, Pisellone, no scusa, c'è anche Pisellino. Pisellino, dove sei? Ecco, caro Pisellino, ognuno di loro ha interpretato una parte, tutti i registi, perché ognuno ha avuto un'idea, l'abbiamo messa insieme, si è creata una magia come ho detto prima. Caro Pisellino, Ino? Sì, che dire, spettacolare, ci siamo trovati e io sono onorato di stare insieme a questi ragazzi. Le idee sono sempre state uscite dai nostri cuori e quello che abbiamo provato oggi, l'emozione grande di vedere questi ragazzi così, come si può dire, stupiti di quello che abbiamo potuto fare con poco, perché alla fine abbiamo fatto i pagliacci, pagliacciamo i pagliacci e io sono veramente contento e onorato, non riesco a dire tante cose perché il cuore batte forte. Ecco. Sì, perché poi tu sei stato anche molto molto attento ai ragazzi, li hai coinvolti e quindi c'è stato proprio un aspetto veramente passionale su questo pomeriggio. Ragazzi, volete dire qualcos'altro? Mi sentite? Vai, Emanuele. Io penso che Antonello, in arte Antonello. certo, penso che questa esperienza è stata straordinaria ed è bello pensare che quando tutto va bene è giusto dedicare anche del tempo a chi magari proprio tutto non va bene. Grazie per questa meravigliosa emozione. Grazie. Grazie a voi. Con questo concludiamo la nostra intervista. Grazie. Pagliacciamo!